parti! E io re! E io re! E io re! E io re! Amici dell'Identitario, è terminata da poco la 3 giorni di Gaeta, un evento che puntualmente ogni anno viene organizzato qui a Gaeta dal Movimento Neoborbonico e da tante associazioni meridionaliste, e anche in questi giorni abbiamo visto centinaia di persone accorrere qui sui territori di Gaeta, che fu l'ultimo baluardo del Regno delle Due Sicilie, proprio per ricordare un periodo storico che è stato grande per la nostra terra, fino all'unificazione dello Stato italiano, che ha visto morti, furti e soprattutto tanta emigrazione. Come ormai da tradizione trentennale si è tenuta la manifestazione organizzata dal Movimento Neoborbonico a Gaeta dal 22 al 24 marzo, in memoria dei caduti del Risorgimento. Centinaia le persone in questi giorni in cui associazioni meridionaliste e identitarie si sono riunite non solo per parlare del passato e ricordare la figura di Francesco II di Borbone, che la Chiesa ha proclamato servo di Dio nel 2020, ma soprattutto per parlare di presente e futuro per il Sud, che sta per subire per l'ennesima volta un furto chiamato autonomia differenziata. Al venerdì si è tenuta la presentazione dei libri dalle Due Sicilie, una rassegna dei libri dal Sud per il Sud, a cura del professor Gennaro De Crescenzo e del capitano Alessandro Romano. Partendo dal manuale di storia delle Due Sicilie pubblicato dall'editoriale Il Giglio, al libro Senza tocco di campane del professor Gangemi, che ha spiegato come mancano all'appello circa 460.000 meridionali durante il Risorgimento, e tanti altri libri anche sull'attualità del Sud e le sue condizioni socio-economiche. Hanno aperto e chiuso l'evento gli stand presenti dei prodotti e libri dal Sud, dalla Bottega delle Due Sicilie alla Fondazione Il Giglio, Controcorrente e tanti altri partner meridionalisti. Dopo la cena, poi, un breve corso sulla lingua napoletana del professor Davide Brandi, presidente dell'associazione I Lazzari. La mattinata di sabato è stata caratterizzata dalla visita turistico-borbonica in giro per la città, mentre nel pomeriggio si è tenuto il grande convegno sulle Due Sicilie iniziato proprio con l'inno di Paisiello, con l'esecuzione musicale a cura dei ragazzi di Napolitanata. Tra gli interventi, molto interessante quello del giornalista Gigi Di Fiore, autore del saggio su Francesco II di Borbone, della professoressa Carmela Maria Spadaro. Sì, è un libro uscito un paio di anni fa e che ho ritenuto giusto evidenziare e sottolineare, ricordando la figura di Francesco II, di cui ricorrono i 130 anni dalla morte, un periodo fondamentale per ricostruire questa figura, gli anni dell'esilio. Dei 58 anni di vita dell'ex del re di Napoli, la maggior parte è stata vissuta in esilio. Molto toccante, infine, l'interpretazione dell'attore Gaetano Doto, che ha recitato un monologo sull'ultimo re delle Due Sicilie. Tutto si sono presi. Ci hanno svuotato le banche per pagarsi i loro debiti di guerra. Si sono presi i nostri telai, le nostre ferriere, le nostre navi. Nella notte poi un omaggio ai soldati che hanno difeso la città di Gaeta. A conclusione della 3 giorni di Gaeta, dopo la Santa Messa, si è tenuta l'alzabandiera sulla batteria La Favorita, con Gaeta resiste ancora sul lungomare Caboto, proprio nei pressi di dove alloggiavano i sovrani del regno, accompagnata dallo schieramento dei volontari del primo reggimento re della Campania, del battaglione Lucania di Potenza e del reggimento Real Marina di Agrigento, con la bellissima spiegazione del capitano Alessandro Romano, che ha fatto rivivere alle centinaia di persone presenti i momenti della caduta di Gaeta. Siamo arrivati alla conclusione di questi 3 giorni di Gaeta, che sono stati giorni belli, giorni preziosi, direi, tra un mare di gente proveniente da tutta l'Italia, in particolare ovviamente l'Italia del Sud, e ci siamo ritrovati come comunità, con un senso di appartenenza, un orgoglio che servono al Sud di oggi, soprattutto in considerazione del fatto che abbiamo ormai da 160 anni classi dirigenti totalmente incapaci, totalmente inadeguate. Noi abbiamo bisogno di Gaeta perché a Gaeta si congiungono quelle 3 parole magiche che usiamo da tanti anni come neoborbonici, cioè memoria, orgoglio, riscatto. E a Gaeta tutto questo si verifica perché siamo sui luoghi dei nostri eroi, con le bandiere dei nostri eroi e con un senso di ricostruzione della storia e dell'orgoglio che sono sempre più preziosi di fronte a un presente e a un futuro che rischiano di essere sempre più pericolosi per la nostra gente e la nostra terra.